Treviso, dopo la provincia di Verona, c'è un numero elevato di segnalazioni e operazioni sospette. La Marca seconda nel Veneto per operazioni finanziarie in odore di mafia. A sottolinearlo il colonnello Paolo Storoni, capo centro della direzione investigativa antimafia del Triveneto. Ci sono delle criticità che devono far riflettere. A livello nazionale, in relazione al PIL, il Veneto nel 2020 è stata la prima regione di tutto il centro-nord col più alto numero di comunicazioni oggettive. È l'unica regione del centro-nord che viene classificata con il colore rosso. Segnali di un'economia in difficoltà che trova a volte, cercando per prima, risposte dal mondo mafioso. Denaro che arriva facilmente quando le banche chiudono le porte, ma anche crediti recuperati con la forza e la violenza di capi bastone perché la via legale non dà certezze. E nello spaccato tracciato oggi dai banchi di Casa dei Carraresi, però c'è anche un segnale forte di evasione fiscale dal Veneto. Importo medio di denaro in contanti, il Veneto è la prima regione a livello nazionale. È inevitabile fare anche una correlazione con una certa propensione all'evasione. Sotto esame della DIA più di qualche categoria della catena economica. Commercialisti, avvocati, a volte notai, consulenti del lavoro e una quinta categoria funzionari di banca. Ed è su questi che la DIA si sta particolarmente concentrando. Quello che percepiamo nei livelli intermedi per quanto riguarda le banche, a livello investigativo vediamo che il fenomeno della corruzione di funzionari preposti all'apertura di linee di credito o a valutare una serie di certificazioni che il cliente produce per avere dei finanziamenti, la corruzione è ancora presente, è presente anche in modo non irrilevante. In questo scenario si inseriscono gli appalti della pubblica amministrazione, motivo di incontro oggi a Treviso per oltre 150 tra comuni ed enti, in presenza e collegati. Proprio per cercare di allertare l'attenzione dei comuni della regione nella gestione dei fondi previsti dal PNRR. Questo è il grosso pericolo futuro.